Cari telespettatori e telespettatrici, ben ritrovati. Ricominciamo fresche le nostre nuove puntate di Parliamo di, naturalmente lo facciamo con l'FNP CISL e affrontiamo di volta in volta, riaffrontiamo tante tematiche che riguardano i pensionati, gli anziani, ma non solo, la società in generale. Parleremo anche di salute pubblica, parleremo di aiuto a persone, parleremo di problemi di genere, ovvero le differenze che ci sono tra uomini e donne, non solo pensionati e pensionate, ma anche nel mondo del lavoro. E proprio partendo da questo tema che ai noi purtroppo, nonostante passi il tempo, è sempre di stretta attualità, abbiamo la nostra esperta fresca di nomina, non che non sia dentro il sindacato da molto tempo, però assurge a questa nomina da pochissimo tempo. Vi presentiamo Carla Campese, coordinatrice politiche di genere FNP del Veneto. Ben arrivata. Buon pomeriggio a tutti. Allora, Carla Campese, innanzitutto poco tempo fa ha visto consolidare questa posizione nonostante l'esperienza maturata sul campo in tanto tempo. E chi è Carla Campese? Che la facciamo conoscere ai nostri cari telespettatori. Chi sono? Da dove Ho lavorato, ho 62 anni intanto, sono dell'Alto Vicentino. Quindi giovane. Sì, sono una giovane pensionata, dai, possiamo dire così. E niente, ho lavorato diversi anni, una decina d'anni in un'azienda privata. Io sono ragioniera e quindi ho fatto quel percorso amministrativo, ecco, il mio incarico è sempre stato amministrativo. Qui vediamo la foto nel momento della nomina, no? Della nomina, con la segretaria. Sì, del 15 di settembre. E dopo circa 10 anni, appunto, dopo una breve esperienza come delegata sindacale, ho cominciato a lavorare presso le strutture della CISL, sempre con un incarico amministrativo. Quindi io vengo dal settore tecnico, diciamo, della CISL, però la CISL è un ambiente che coinvolge e quindi mi sono sempre appassionata alle tematiche, perché è un ambiente anche stimolante sull'aspetto del lavoro. E quindi poi sono andata in pensione. Mi ritengo fortunata perché sono andata in pensione con una carriera lavorativa sostanzialmente continuativa. Ecco, fa bene a sottolineare queste cose, perché esatto, questo ci porterà poi a sviluppare il tema odierno. Ecco, quindi ha lavorato sempre, ha iniziato a lavorare da giovane perché col diploma di ragioneria ha avuto l'opportunità di entrare subito nel mondo del lavoro. Ha maturato i 41 anno e 10 mesi era. Perfetto, quindi tutto benissimo, e quindi può anche dire vado in pensione abbastanza giovane, in giovane età, perché ormai un 61enne è giovane. Parlavamo prima fuori onda fin dove si può arrivare, tranquillamente a 90 anni con la testa ci si può essere anche di più, anche 100, per cui senza dubbio posso definire una giovane pensionata. Esatto, però lavorando e inserita comunque nel contesto in generale sociale si è resa sempre conto, e questo l'ha sensibilizzata moltissimo, delle dinamiche diverse che ci sono nel mondo del lavoro. Poi queste si perpetuano ovunque, nella società, nella famiglia, tra uomo e donna. Cioè siamo nel 2023, stiamo ancora a parlare di questo. Mi sembra assurdo, però è vero, no? È vero, è assolutamente vero. Dicevo, io mi sento fortunata, anche se anch'io ho avuto un periodo di part-time che fortunatamente è durato poco, e quindi questo ha condizionato meno la formazione della mia pensione finale, ma non è così per tutte. Ancora adesso il lavoro delle donne risente tanto di una discontinuità, di periodi lunghi se non definitivi a part-time, o addirittura anche di interruzione per necessità di prendersi cura dei figli o di altre situazioni, come per esempio la situazione di non autosufficienza. Ecco, possiamo dire, tra parentesi, per farvi capire che stiamo parlando con una persona che ha cognizione di causa, che lei ha 2 figli, se non erro. Ho 2 figli e nipoti. 3 nipoti. È un genitore molto anziano, over 90, per cui ha tutte le dinamiche. Infatti io mi definisco, sono come tante donne, però ultimamente siamo ancora figlie, mogli, madri e anche nonne, quindi bellissimo, un bel purpurì da risolvere. Esatto, non è semplice.
Però siamo ancora qua appunto per parlare di parità, di pari opportunità, anche se per esempio la legge 125 del 91 che istituiva, cioè tentava di passare da una parità formale a una parità sostanziale, sono passati 30 e passa anni, ma infatti. siamo ancora qua e lo vediamo magari dalle statistiche, dalle slide dopo, che c'è ancora una differenza retributiva fra l'uomo e la infatti, donna. ad esempio, passiamo al tasso di occupazione, che è poi la prima cosa che sembra quasi incredibile. Esatto. Però voi avete fatto questa Sì. indagine ed è sottolineato proprio col circolino rosso la differenza uomini e donne nel nord Italia, Esatto. cioè parliamo di 67,7% tasso di occupazione donne, 84 gli uomini, ma questo è dovuto a che cosa? Proprio al fatto che la donna cioè, deve fare ancora delle scelte? Allora sì, è dovuto al fatto che ancora adesso le donne sono poco occupate, vediamo insomma rispetto ai dati dell'Unione Europea, noi siamo fortunatamente al nord ancora messi abbastanza bene, anche se non siamo inferiori alla percentuale di occupazione europea. Se guardiamo poi il sud è ancora più disastroso, 39% le donne, e quindi siamo bassissimi. Ci si sta accorgendo adesso che l'occupazione femminile è bassa in un momento in cui c'è anche una crisi di denatalità e quindi c'è anche una difficoltà in tanti settori a recuperare personale e quindi adesso ci si trova a dover dire la soluzione quale potrebbe essere? Tentare di aumentare la presenza femminile nel lavoro. Ma soprattutto se anche aumenti la presenza femminile, non è che questo induce automaticamente a pensare di far figli. Perché? Perché se io lavoro 8-10 ore al giorno, calcoliamo anche i tempi di spostamento, e ho una retribuzione bassa, certo. Non riesco neanche la famiglia, perché poi una donna se ha figli e fa una famiglia, a permettersi magari la babysitter, una scuola di infanzia di un certo tipo, perché le donne vengono, e qua c'è la differenza retributiva che pesa, sono pagate meno degli uomini. E infatti Guarda, vediamo anche la slide sotto retribuzione oraria lorda, perché quella è la cosa sono proprio al che lascia 2019. un po' sgomenti appunto dopo Allora, tanti settore anni. privato, esatto, settore privato, Allora. che sia Italia complessiva, nord-est, Veneto, sempre 13,8. Esatto. Cioè è pazzesco. È rispetto a pazzesco. 15. Lei tenga presente che se questa differenza, che sembra poco ma in base annua e mensile fa una grande differenza, sono 1,62 euro circa di differenza in meno, che tramutate in retribuzione settimanale a 8 ore al giorno per un anno possono fare anche oltre 3.000 euro di differenza. Sì. Ecco. Questo vuol dire che la famiglia, io lo ribadisco spesso perché non è un problema di uomini, non è un problema di donne, è un problema di famiglia. Lo perché la famiglia vuol dire che anch'io. non si può permettere di andare in vacanza per quella differenza, per esempio. Esatto, può Ecco. essere questo importo. Mettiamola su questa cosa, che visto che usciamo dal periodo delle ferie. Esatto. E quindi. Allora, è chiaro che quali sono le motivazioni per cui c'è ancora questa differenza retributiva? Probabilmente è dovuto al fatto anche di carriere discontinue e quindi la forte presenza in una carriera della donna di un part-time, nel caso abbia dei figli, e quindi il part-time a volte va su binari diversi della carriera perché la blocca un po'. Ecco, e quindi non si accede a posizioni un po' più remunerative. Ecco. Però a volte a parità di carriere c'è anche nella dirigenza, nel privato ci sono nette differenze. E infatti questo è dovuto al fatto che l'avanzamento di carriera è soggetto a valutazioni che sono frutto di stereotipi. E quindi lo sappiamo, è successo a me, è successo a un sacco di donne che ti chiedono, quando sei giovane, hai intenzione di sposarsi, di avere figli,
perché questo è cioè non riusciamo ancora a dare il ruolo sociale della maternità, ecco. Mentre può anche essere, ci sono studi che dimostrano che ci sono altre assenze dal lavoro, certo, che costano di più anche alle aziende. Infatti, sì, E d'altra parte la funzione della maternità è il futuro dell'umanità, quindi da un lato siamo svantaggiate nel momento in cui abbiamo questo evento, dall'altro ci dicono dovete tornare al lavoro perché lo dice anche la Commissione europea che il prodotto interno lordo, se le donne non entrano nel mercato del lavoro, è ridotto di parecchi punti, parlano addirittura di 10 punti di PIL. Lo dice anche la Banca d'Italia. Quindi anche a livello, se vogliamo materializzarlo, anche a livello economico, finanziario, a livello economico questa differenza che poi permane, perché a questo punto lo vediamo anche tra l'altro nella slide successiva, per quel che riguarda la situazione pensionistica. Esatto, quello che ci interessa a noi di più come pensionati, no? Avere una carriera discontinua, una forte incidenza del part-time cioè, sicuramente comporta pensioni penalizzate. Ecco, lo vediamo nella successiva, nella slide. Che le pensioni più basse sono sono quelle delle donne, ma la fascia più alta è quella che va dai 500 ai 750 ai 750. Allora, io proprio mi sento paladina dell'indipendenza economica delle donne, ecco, perché è importante, è una questione di dignità e di libertà di scelta, perché se sono indipendente economicamente ho più possibilità di scelta, che le cose vadano bene, che le cose vadano male, non dipendo da qualcuno. Ma poi se pensiamo anche a come sta andando adesso, com'è l'evoluzione della sanità pubblica, avere un reddito così basso credo influenzi anche la mia capacità di cura. Certo, ma infatti in tutti anche questi scivoli pensionistici che possono essere fatti per aiutare le donne, possono essere anche visti come dei capestri, non dico, cioè se uno non ce la fa assolutamente, però bisognerebbe quasi dare sempre un alert, non prenderlo con troppa leggerezza, perché se una persona a 60 anni, 65 riesce ad andare in pensione con tranquillità perché sta bene, perché ormai una persona in genere è autosufficiente e tutto, e dice così dedico più tempo alla persona che ho a casa anziana, genitore, ai nipoti o anche ai figli, eccetera. Però poi un domani con una pensione così bassa, a lei o a lui, a lei donna, chi penserà? Infatti anche perché sta cambiando proprio anche la società, i figli a volte non risiedono più nello stesso paese, magari vanno anche più lontano. Poi non ce ne sono più 5 di figli, ce n'è pochi, esatto, e quindi c'è anche questo aspetto. La vita è più lunga, soprattutto noi donne viviamo di più, quindi ecco è una preoccupazione seria. Noi ci sentiamo come pensionate di voler spronare, di lasciare come posterità alle donne più giovani questa preoccupazione. Io vorrei dire, cercate di tenere il lavoro il più possibile, ecco, perché a volte anche noi siamo condizionate da una cultura che ci vede... Bravissima, avete parlato di cultura, esatto. C'è ancora questa cultura. È uno dei problemi più grossi, perché c'è ancora questa cultura che il problema dei figli, ma anche della cura delle persone anziane, debba ricadere esclusivamente sulle donne. Io spero che questo modello possa in qualche modo cambiare, perché auspico una genitorialità condivisa, che è l'unico sistema, ma anche un bilanciamento delle attività di cura, perché la donna a volte non può reggere un ritmo. Ci dicono che siamo multitasking, io diffido di questa definizione, perché sì, siamo state brave a svolgere tutte queste funzioni, ma alla fine rimaniamo ingabbiate. Ecco, io credo che invece anche
i padri o comunque i maschi debbano e abbiano anche diritto a recuperare una relazione familiare che può essere anche arricchente, no? Ecco, spero nelle nuove generazioni perché appunto il carico fisico ma anche mentale della donna. Però infatti c'è anche questo da pensare, da riflettere, perché se tuttora ci sono questi meccanismi culturali per cui, faccio l'esempio, magari lei come nonna, come mamma, come si accudisce, va, trova, si prende carico di un sacco di cose perché culturalmente ce l'ha, l'immagine che viene data alle giovani generazioni è sempre quella. Cioè bisognerebbe anche che in qualche modo ci fosse già un passaggio, per carità, nelle giovani famiglie, uomo, donna, non c'è tanta distinzione, gli uomini si prendono cura dei bambini e tutto, però c'è sempre questa immagine comunque che resta come fattore di base culturale, questo retaggio, perché vedono un esempio che non è quello corretto, quindi se non si parte anche da chi ha 60 anni per esempio, o chi ne ha 70, che a un certo punto si impunta perché è giusto così, per non far vedere i nipoti più giovani a cambiare, e questo mi si riallaccia all'altro tema che a voi sta particolarmente a cuore, che è quello del comportamento degli uomini verso le donne, di sopraffazione, a volte fino ad arrivare alla violenza, di cui sono vittime moltissime donne, no? Sì, sì, sono già 80 dall'inizio dell'anno. E qua parliamo di fragilità. Di fragilità, ecco, e quindi molte di queste sono state uccise all'interno da componenti della famiglia, spesso partner, e quindi questo denota da un lato che la famiglia non è questo scrigno di felicità, a volte ci sono queste situazioni difficili. Vediamo infatti la slide che voi avete fatto qua anche per capire di cosa stiamo parlando, delle anziane vittime di furti, di truffe, di frodi, perché lei parlava di violenze che sono ancora fatti più gravi, e però si capisce che c'è un aumento rilevante col passare del tempo. O forse magari anche maggiori denunce, forse una consapevolezza maggiore. Ma può essere che è anche per effetto di maggiori denunce, anche se le associazioni che si occupano delle violenze e dei maltrattamenti dicono che probabilmente i dati sono anche 10 volte maggiori. Sono ancora maggiori. Ecco, perché non è facile arrivare alla denuncia. Comunque quello che ci ha colpito è anche l'aumento appunto delle donne con over 65 che subiscono violenza molto spesso all'interno della propria famiglia. Se poi pensiamo alle discriminazioni multiple che sono date da donne anziane e magari non autosufficienti, lì il discorso si fa davvero triste. Ecco, comunque di fatto c'è un aumento e questo, tra l'altro, questi sono dati 2021 e anche il Covid ha ovviamente peggiorato le cose perché la gente stava più in casa e quindi c'era più frequenza. Certo, lei si è occupata di questo da molto tempo con un coordinamento di altre 5 donne, vero? Quindi ha fatto proprio delle ricerche. Tra l'altro mettiamo adesso la slide del 15-22 in Veneto, i dati, per ricordare che il numero, chiedere aiuto vuol dire chiamare il 1522. Assolutamente. E che il 97,6% delle telefonate è fatto proprio da donne, e quindi è importante anche questo, perché per chiedere aiuto sostanzialmente un numero di soccorso. Che cosa è emerso da questo lavoro che avete fatto in team? Allora, abbiamo lavorato bene in questo ultimo anno, prima ancora che ci fosse la nomina della coordinatrice, avremmo potuto anche andare avanti così, ma lo statuto prevede questa nomina. È stato proficuo perché abbiamo lavorato in 5 coordinatrici provinciali, e ognuna forte anche del supporto del proprio coordinamento provinciale o territoriale ha elaborato e abbiamo condiviso dei progetti, sono 5 progetti, 2 sulla formazione, che vuol dire avere maggior consapevolezza. Maggior consapevolezza, ma anche essere propositive, certo. Perché spesso veniamo accusati di essere solo
di fare solo recriminazioni e qualche volta di essere arrabbiate, anche se ci sta con i dati che abbiamo. Però vogliamo essere propositive, ecco. Allora abbiamo 2 progetti sulla formazione, perché è necessario, secondo noi, rafforzare la consapevolezza delle donne, perché come dicevamo prima anche noi siamo vittime di una cultura che ci vede con questi carichi, ecco. E quindi dei progetti di formazione per renderle protagoniste anche all'interno della nostra organizzazione. Ecco. Al momento del tesseramento abbiamo analizzato anche quello. È un buon momento per chiedere anche che le donne siano attive all'interno dell'organizzazione, perché ancora scarseggiano anche a livelli apicali, diciamo. Ecco. Ma perché c'è una forma di detenzione anche nell'ambito del sindacato degli uomini di certe posizioni? Diciamo che è un po' diffuso in tutti i settori questo aspetto. È trasversale. Poi è un lavoro particolare dove la conciliazione casa posto di lavoro diventa anche difficile, quindi speriamo anche in questo di poter essere efficaci, ecco. Poi un altro progetto era legato a una felice esperienza di sportello di orientamento sociale, dove sono le donne protagoniste, perché all'interno dell'organizzazione sindacale ce ne sono tante donne che si occupano anche proprio delle questioni più legate all'utenza, e quindi questo sportello che può essere di aiuto non solo per dare un orientamento a livello sindacale, ma anche per per i diritti di cittadinanza, per le prestazioni sociali, sociosanitarie. C'è tanto bisogno, l'ho sperimentato anch'io personalmente, quando ti trovi in una situazione di una non autosufficienza in casa, anche improvvisa, hai bisogno di un posto che ti dica di che cosa hai diritto, dove puoi chiedere passo aiuto. Dopo passo cosa fare. Esatto, e quindi noi vorremmo proporre di integrare già i servizi di accoglienza che facciamo nelle sedi anche con questo aspetto. Ci sono delle buone esperienze già, e quindi si tratterebbe, ecco, di ampliarle. Un altro progetto riguarda invece le politiche di genere nella concertazione o negoziazione sociale con gli enti locali, perché questo è un ruolo che ci viene riconosciuto anche per legge, la legge 328 Quindi del quando 2000. trattate certe problematiche anche delle donne con le istituzioni, quindi vuol dire con i comuni, di avere una posizione. Perché noi abbiamo fatto anche una ricerca sulle piattaforme già sottoscritte e via dicendo. Spesso anche con i comuni la questione della parità di genere o delle pari opportunità viene assolta con l'indicazione di una convenzione con le associazioni per i centri antiviolenza, ma gli argomenti che si possono invece sviluppare su il tema delle politiche di genere sono molti. Ecco. Infatti. L'altra questione che vi sta particolarmente a cuore è quella dei caregiver, perché anche lì, come diceva lei prima, sono per lo più donne che si trovano improvvisamente investite gioco forza di questo ruolo e devono far fronte da sole a questo carico. Poi adesso questo è il periodo anche in cui si ricorda i malati di Alzheimer, che questo diventa una situazione veramente pesantissima, cioè anziani in famiglia che hanno bisogno di tanti supporti anche specifici. Se parliamo appunto di patologie legate alla demenza, diventano veramente ancora più pesanti, in cui non ci sarebbe sosta e soluzione di continuità, e occorre preparazione anche. Credo che abbiamo anche un diritto di riconoscenza nei confronti delle tante donne che si sono finora prese cura di queste situazioni. Ecco, io sono rimasta colpita nel vedere i numeri. Ecco, i caregiver, cioè i familiari che si prendono cura di situazioni particolari tipo la non autosufficienza, ma anche di disabilità, cioè che aiutano i parenti in casa, insomma, che aiutano i parenti in casa. Sono l'8% della popolazione italiana, sono milioni. Ecco. Cosa vuol dire? Che lo Stato e la non maggioranza lo fa. sono donne. Lo Stato non lo fa, ma lo fanno i cittadini in famiglia. Esatto, ecco. Da soli. E quindi noi ci stiamo occupando di loro,
perché sono soggetti a un forte stress perché seguire un parente non autosufficiente ti toglie in parte tutti i tuoi progetti di vita e ti assorbe totalmente, e spesso troviamo persone che rinunciano a curarsi perché hanno questo compito, questa incombenza, e quindi ecco, vorremmo sviluppare anche una modalità per poter aiutare per i motivi che dicevamo prima, perché la vita si allunga, i figli sono pochi, certo, per gli argomenti che dicevamo prima. Ecco. Quindi voi come FNP CISL, diciamo, per quel che riguarda gli aspetti delle donne, vi state muovendo con un comitato organizzato, insomma, con un team organizzato? Stiamo facendo delle ricerche, dei progetti e delle proposte, perché appunto c'è bisogno di sportelli dove poter avere le informazioni, c'è bisogno di formazione perché certo, una persona non è esperta in questo settore, non nasce esperta, quindi ha bisogno di informazione. C'è bisogno che, parlando proprio anche di negoziazione sociale, la partecipazione delle istituzioni, i comuni hanno la competenza per l'assistenza domiciliare, quindi possono anche monitorare lo stress del caregiver. Certo, quindi una partecipazione globale. Carla Campese, grazie mille, è stata chiarissima, le auguriamo buon lavoro perché avremo modo ancora magari di vederci sicuramente, e complimenti per la nuova nomina naturalmente. E allora, detto questo, cosa vuol dire? Vuol dire che se voi siete donne in situazioni di difficoltà, 1522 è il numero che bisogna chiamare assolutamente, perché denunciare fatti gravi è importantissimo. Che se avete bisogno di un sostegno, di un aiuto, comunque l'FNP CISL ha le persone che sono preparate, oltre a quelle che stanno preparando, per darvi una mano, per darvi un consiglio, per capire quale strada intraprendere anche nell'ambito delle dinamiche familiari che a volte sono gravose. Non siete sole, ricordatevelo, c'è sempre qualcuno che può darvi una mano. Grazie ancora, grazie a lei di essere stato qui con noi, grazie ai nostri amici dell'FNP CISL, buon proseguimento, ci vediamo la prossima settimana.